L'anziana sovrana, quasi 94 anni, ha preso in mano la situazione, ha deciso di parlare direttamente alla nazione, lo farà fra poco più di mezz'ora. Sentiamo che cosa dirà in questa anticipazione. Mi rivolgo a voi in un momento che metta a dura prova tutti, un momento di rottura del nostro modo di vivere. Comincerà così il messaggio della sovrana, 4 minuti di discorso televisivo per invitare i cittadini a mostrare anche in questa occasione autodisciplina e tranquilla risolutezza. Unita a quel buon umore che fanno parte del nostro carattere, dice Elisabetta, evoca gli anni della guerra. Le generazioni future potranno dire che siamo stati all'altezza della sfida come i nostri predecessori. Messaggio realista di fronte alle cifre del contagio, ma anche fiducioso. Ne usciremo più forti di prima, con un omaggio a chi combatte in prima linea, il personale medico e paramedico. La regina si conferma così un punto di riferimento per una nazione disorientata che solo ora comprende le proporzioni della tragedia. Morti triplicati in una settimana, ormai tra 600 e 700 al giorno, quasi 50.000 contagiati. I reparti di rianimazione in difficoltà devono fare i conti con la carenza di materiale sanitario, a cominciare da tamponi e respiratori polmonari. Il paese si commuove di fronte alla vittima più giovane, un bimbo di 5 anni, ma la gente per strada e nei parchi è ancora troppa. In un weekend di bel tempo primaverile sarà una settimana di passione anche in Gran Bretagna. Ed ora